Cari amici, cari colleghi, buongiorno. Vi ricordo che nei prossimi giorni avrà luogo la seconda edizione di Vite in Campo, organizzato dal Condifesa TVB in collaborazione con l'Informatore Agrario. Adesso i nostri amici, il nostro direttore Codato e il direttore e l'amico Franco Passador vi illustreranno tutto l'evolversi dell'evento. Mi raccomando, cercate di essere numerosi perché sarà una giornata che comunque risponderà alle vostre esigenze aziendali. Buongiorno a tutti, siamo qui a Campo di Pietra presso Cantine Vivo con il direttore Franco Passador. Siamo qui per promuovere la seconda edizione di Vite in Campo, Potatura ed Impianto, che è la edizione invernale di Vite in Campo che tutti ormai conoscete. Chiediamo al direttore Franco Passador che cosa potranno trovare secondo lei gli associati al gruppo Cantine Vivo a questa manifestazione di Loncon. Sì, è un'ottima opportunità per i nostri viticoltori perché in quella riunione, in quell'incontro potranno verificare l'evoluzione delle nuove pratiche viticole sia per quanto riguarda la potatura, le operazioni sulla parte legnosa della pianta, per la conduzione del vigneto durante la fase invernale e in approccio all'inizio della primavera, sia sull'aspetto novità sia sull'aspetto sostenibilità anche economica del vigneto, perché oggi ricordiamo che fare impresa in viticoltura non è facile e le novità che si potranno constatare sono molte e sicuramente di grande interesse. Grazie direttore, quindi è per questo che vi aspettiamo il 23, mercoledì, presso l'azienda agricola Genagricola del gruppo Generali a Loncon di Annone Veneto. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito e presso il sito anche dell'Informatore Agrario. Quello che troverete in campo sarà quindi, come anticipato dal direttore, dei cantieri in movimento, perché Vite in Campo fa vedere in campo sul vigneto quello che è la nuova tecnica, l'innovazione, e potremo avere da sistemi di completa meccanizzazione, quindi una potatura completamente meccanizzata, diversi cantieri che vanno via via con una potatura diciamo agevolata, quindi meccanica più manuale, e anche avremo degli interessantissimi cantieri di potatura completamente manuale, perché i nostri vigneti non si prestano tutti alla meccanizzazione spinta, ma abbiamo anche una storia, una tradizione da portare avanti che richiede anche di innovare e crescere in buone pratiche agricole anche con la potatura manuale, fino ad arrivare poi alla completa meccanizzazione. Quindi vi aspettiamo numerosi. Se sei un viticoltore o un tecnico non puoi mancare a Loncon di Annone Veneto il 23 dal mattino fino al primo pomeriggio. Sul nostro sito, sui nostri social trovi le indicazioni. Grazie. È una grande opportunità per il nostro territorio, sono certo che i viticoltori di quest'area sapranno approfittare di questa opportunità e sono altresì convinto che l'utilità della partecipazione a questa opportunità che potranno ricavare sarà di sicuro interesse. Ripeto, sia sotto l'aspetto economico, di sostenibilità economica, anche sotto l'aspetto molto attuale in questo periodo di sostenibilità ambientale, che è un problema, è un aspetto molto caro ai viticoltori del nostro gruppo di Vivo Cantine. Grazie.